49 comuni andranno al voto in Veneto, di cui 10 con più di 15.000 abitanti, quindi potenzialmente chiamati al ballottaggio, compresi i 2 capoluoghi di provincia di Treviso e Vicenza. Ecco la fotografia delle elezioni amministrative in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio che, astensione permettendo, coinvolgeranno 543.143 cittadini elettori. Non mancano i record come quello di Ferrara di Montebaldo, in provincia di Verona, che è il comune più piccolo di questa tornata elettorale, con appena 223 elettori, compresi gli 11 residenti all'estero, ma che ha addirittura 4 candidati sindaci e nessuno dei 4 che abiti in paese. Le sfide con possibile ballottaggio e quindi ritorno alle urne domenica 28 maggio saranno Martellago e San Donà di Piave in provincia di Venezia, Piove di Sacco a Padova, Adria a Rovigo, Vedelago in provincia di Treviso, Bussolengo, Sona e Villafranca nel Veronese, ma soprattutto, come dicevamo, nei 2 centri che stanno catalizzando l'attenzione per i futuri equilibri politici della regione, Treviso e Vicenza, le 2 città capoluogo che appunto vanno al voto nei prossimi giorni, con una piccola differenza: se nel capoluogo della Marca l'esito è dato pressoché per scontato dai sondaggi che pronosticano una vittoria addirittura al primo turno del sindaco leghista in carica Mario Conte, e quindi per la Lega già andare al secondo turno sarebbe ritenuto un fallimento, è invece nella città del Palladio che si gioca la partita più interessante, con la possibilità tutt'altro peregrina per il centro-sinistra di ripetere l'eclatante successo avvenuto a Verona lo scorso giugno. Se in terra scaligera a vincere è stato un civico Damiano Tommasi, a Vicenza invece, per quanto giovane, 33 anni, il candidato sindaco è un politico strutturato, il capogruppo del PD in Consiglio regionale del Veneto, Giacomo Possamai. È lui che, sostenuto da un campo larghissimo, terzo polo compreso, sta provando a strappare la guida della città al sindaco in carica Francesco Rucco. E che la battaglia sia agguerrita lo dimostra il nervosismo di queste ultime ore di campagna elettorale, con denunce di irregolarità e clamorosi autogol. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 12 maggio 2023. La prima notizia del giorno riguarda le elezioni che si terranno in molti comuni del Veneto tra pochi giorni, domenica 14 e lunedì 15 maggio. Le parole che vi ho letto poco fa sono l'inizio, la prima colonna dell'articolo di Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi: elezioni in Veneto, sfida all'ombra del Palladio. Quindi ricapitolando, Vicenza, il centro-sinistra con Possamai punta a battere il centrodestra di Rucco, il sindaco uscente che si ricandida. A Treviso invece il sindaco leghista Mario Conte proverà a vincere di nuovo al primo turno. 10 in tutta la regione le amministrazioni che potrebbero ricorrere al ballottaggio, quindi i comuni con più di 15.000 abitanti chiamati al voto. 49 in tutto i comuni veneti che devono eleggere appunto il nuovo sindaco, 543.143 i cittadini chiamati al voto domenica per le amministrative. Vediamo un'ultima cosa sulle 2 città capoluogo, appunto Treviso e Vicenza, che andranno a votare. A Treviso, Movimento 5 Stelle e PD separati. Nel capoluogo della Marca il centrosinistra ha candidato l'imprenditore del settore digitale Giorgio Denardi contro il leghista Mario Conte, attualmente sindaco, ma nell'alleanza non è riuscito a coinvolgere il terzo polo, e anche a Treviso il Movimento 5 Stelle corre da solo. Vicenza ad alta tensione, scrive invece il Gazzettino. Ultime ore di campagna elettorale all'insegna degli attacchi nel capoluogo berico tra denunce di irregolarità e clamorosi autogol. Il riferimento probabilmente è alla sanzione emessa dall'Agicom nei confronti del comune di Vicenza,
amministrato appunto dalla giunta di Francesco Rucco, che non ha rispettato la legge sulla par condicio e quindi ha commesso delle violazioni in materia di comunicazione istituzionale, violazioni che riguardano dei comunicati stampa diffusi sul sito del comune, che avevano un contenuto giudicato irregolare dall'Agicom, che quindi ha sanzionato. Per Rucco, scrive il Gazzettino, si è mosso l'intero governo di Giorgia Meloni, mentre Possamai ha voluto il sostegno dei soli sindaci. Insomma, domenica e lunedì a Vicenza e Treviso, ma in tutti i 49 comuni del Veneto coinvolti nelle elezioni amministrative, sarà importante recarsi alle urne per esprimere appunto le proprie preferenze. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Il cambiamento climatico, fiumi gonfi, in montagna torna la neve dopo la siccità, una settimana invernale, scrive il Corriere del Veneto, ma vedremo che lo diciamo subito, la pioggia e le precipitazioni di questi giorni non sono sufficienti per colmare il vuoto totale di precipitazioni che c'è stato durante il lungo inverno secco di quest'anno. Quindi rimane il problema della siccità, nonostante le piogge di questi giorni e anche le temperature estremamente rigide. Appunto, una settimana invernale, siamo vicini ai record storici per quanto riguarda le minime di maggio. Leggiamo i numeri sul Corriere del Veneto: 2 giorni di allerta meteo arancione sul Veneto si possono quantificare in numeri: 100 mm di pioggia in 48 ore in pianura, 160 mm fra Bassa Padovana e Polesine, 70 cm di neve sopra i 2000 metri di quota, temperature massime di 8 gradi inferiori alla media stagionale. Da oggi l'allerta meteo scende a giallo, ma continuerà a piovere almeno fino a domenica. Esondazioni e danni nelle campagne, rischio di danni anche alle colture stressate dal calo termico. Cime innevate, sulla Marmolada ieri sono stati toccati meno 6 gradi, 50 cm di neve a Cortina, 42 ad Arabba. Questo sul Corriere del Veneto. I quotidiani del gruppo Gedi dedicano 2 pagine al cambiamento climatico in regione. Maltempo e allerta gialla, continuerà a piovere ma la siccità non è finita, come vi dicevo poco fa. Precipitazioni per altre 2 settimane, poi primavera ed estate piovose e fresche. I bacini sono più pieni, ma per le falde bisogna attendere ancora del tempo, lo spiega l'ARPAV assieme ad Antonio Sanò, fondatore del sito di informazione ilmeteo.it. Per quanto riguarda la situazione idrogeologica, sono il Po, l'Adige, il Brenta e il Bacchiglione i bacini che preoccupano di più. Sono foto di allagamenti nel Rodigino, dove sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Bufera e neve sulle Dolomiti, una famiglia evacuata nel Polesine. Insomma, questa la situazione per quanto riguarda le precipitazioni in Veneto nella giornata di ieri. Nel frattempo, sempre in tema di cambiamento climatico in regione, il presidente della giunta regionale Luca Zaia incontra l'ambasciatore di Israele, dice da loro per imparare a dissalare l'acqua. È intervenuto quindi sulla crisi idrica. Il presidente Zaia: bisogna cambiare paradigma, l'obiettivo è l'irrigazione a goccia, e poi prova a rispondere ad alcune delle polemiche sul maxi progetto, sulle grandi opere presentate dalla regione al governo per appunto l'emergenza idrica, in particolare sulla diga del Vanoi. Dice Zaia: ho solo inviato la lista, poi saranno gli esperti a dire se si può fare, coinvolgerò Rinaldo, il Nobel dell'acqua. Ecco, il progetto della diga di Vanoi, un progetto faraonico, ha suscitato polemiche anche da parte del professor Dal Paus, ma soprattutto nel territorio dove naturalmente ancora vivo è il ricordo della diga del Vajont e del disastro connesso.
Proseguiamo la rassegna stampa di oggi, si parla ancora di caro affitti e della protesta degli studenti universitari che sono accampati in tenda davanti alle sedi delle università, degli atenei di tutta Italia, anche in Veneto, ieri, o meglio l'altro ieri a Padova e poi nella giornata di ieri anche Venezia e Verona. Allora leggiamo la notizia sul Corriere del Veneto: caro stanze e protesta delle tende. Ora una stretta sugli affitti turistici, lo chiedono tutti, la voce sorprendentemente è unanime, scrive Alice Deste sul Corriere del Veneto, va dagli studenti ai rettori passando per gli amministratori locali. Servono più residenze studentesche, magari pensate riutilizzando spazi cittadini abbandonati o chiuse, e allo stesso tempo è necessaria una stretta sugli affitti turistici. Leggiamo le parole di Marco Dario dell'Udu di Venezia: dallo scorso anno c'è stato un aumento medio del 13% degli affitti, si è arrivati a 15 euro al metro quadro ed è difficile trovare delle stanze in affitto anche a Verona e Venezia, quindi studenti accampati contro i prezzi impossibili. Gli atenei chiedono di puntare al modello campus. Ci sono le dichiarazioni dell'assessore regionale Elena Donazzan, che ha la delega all'istruzione oltre che al lavoro e alle pari opportunità, che si scaglia contro il fenomeno B&B che sta condizionando il mercato. Forse dovrebbe parlarne prima di tutto con il suo collega in giunta, l'assessore al turismo della giunta Zaia, Federico Caner. In ogni caso viene da chiedersi cosa abbia fatto in questi anni la regione per appunto limitare il fenomeno bed and breakfast, ma quindi continua la protesta degli studenti nonostante le dichiarazioni, le promesse del governo di un nuovo piano per appunto gli alloggi studenteschi. Del resto, se a livello nazionale la situazione non è rosea, in Veneto è assolutamente drammatica, una delle regioni che finanzia di meno il diritto allo studio, e per quanto riguarda la residenzialità studentesca le politiche sono ferme almeno a 10-15 anni fa. Lo zero assoluto quindi, ma ancora altre notizie per questa rassegna stampa. Vediamo in materia di sanità una polemica sul digiuno intermittente. 4 primari criticano la dieta seguita dalla biologa, la professoressa Antonella Viola. I medici mettono in guardia rispetto al digiuno intermittente, causa l'anoressia. Cene saltate sono un pericolo per i giovani, serve più saggezza. La notizia sul Gazzettino, mentre sul Corriere del Veneto leggiamo ancora il titolo: digiuno intermittente, pediatri all'attacco, fa male alla salute. La professoressa Viola, immunologa, che in realtà non è mai stata citata dai medici che appunto hanno criticato il digiuno intermittente, ribatte: non l'ho mai consigliato. Questa polemica insomma nasce dopo la pubblicazione di un documento da parte degli specialisti dell'Università di Padova, Eugenio Baraldi, Liviana D'Adalta, Giorgio Perilongo e Michela Gatta, pediatri dell'azienda ospedaliera di Padova e docenti universitari, hanno scritto appunto un documento pubblicato su un'importante rivista scientifica a contrasto del digiuno intermittente. Anche se mai citata, è una risposta ad Antonella Viola, scrive il Corriere del Veneto, che ne parla nel suo libro. Ma appunto Viola, l'immunologa, ribatte: mi rivolgo solo alle persone sane tra i 30 e i 65 anni con il nutrizionista. Sempre in tema sanità c'è la questione delle liste d'attesa e delle novità che la regione sta tirando fuori dal cappello per provare a ridurle, e sono veramente delle ipotesi molto fantasiose le ultime due: quella di sensibilizzare, diciamo così, i medici di base chiedendogli di ridurre il numero di prescrizioni, quindi il numero di ricette emesse a favore dei pazienti, quindi in sostanza di prescrivere meno prestazioni ai pazienti, in sostanza chiudere i rubinetti, ridurre alla fonte la richiesta di prestazioni sanitarie. E poi l'altra che è discussa in questi giorni, il cosiddetto overbooking, cioè la richiesta
da parte delle ULSS nei confronti dei primari di infilare nella stessa ora un maggior numero di pazienti. Se prima, ad esempio, in un'ora il medico visitava 6 pazienti, ora ne dovrebbe visitare 8 oppure 9. E allora c'è la replica dei medici alla regione: fare più visite nello stesso tempo? No, è contro l'etica, parla Leoni del sindacato CIMO dei medici. Ci saranno tanti contenziosi, dice, e il Partito Democratico in Consiglio regionale chiede ad Annicchiarico di riferire in commissione Annicchiarico il nuovo direttore generale della sanità veneta. Nel frattempo Erika Baldin del Movimento 5 Stelle chiede di accelerare l'iter del suo provvedimento per assorbire le liste d'attesa tramite l'Intramoenia, pagando lo stesso identico ticket con la differenza a carico dell'ULSS. E Elena Stanel del Veneto Che Vogliamo sottolinea che alcune ULSS stanno già dirottando i pazienti ai privati perché in questo modo risparmiano. Naturalmente in questo modo però scaricando il costo sui cittadini. Di overbooking si parla anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, l'opposizione in consiglio regionale, overbooking anche nella sanità, il direttore generale ne dia conto in commissione, quindi chiesta un'audizione nei confronti di Annicchiarico da parte del Partito Democratico e delle opposizioni in consiglio regionale. La malattia non è come il turismo, dice Leoni della Cimo, no allo scaricabarile. Questa era l'ultima notizia di oggi, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto anche questa settimana. A tutte e tutti voi un buon weekend.